Onorevole Catanzaro, una sua valutazione su ciò che è stato il provvedimento relativo che la magistratura ha fatto sul sequestro della Scala dei Turchi? Beh, innanzitutto devo complimentarmi con la Procura e quindi anche con il Procuratore, con Patronaggio, che ha messo un punto ad una cosa che è un argomento che io in questi mesi ho condotto e portato avanti attraverso anche delle interpellanze e delle interrogazioni parlamentari. È chiaro che diciamo, dobbiamo dare molta celerità anche perché c'è questo sequestro preventivo da parte della Procura. Per capire un attimo, abbiamo tra virgolette anche noi battuto molto perché per noi era inaudito il fatto della proposta, della bozza che veniva portata avanti di un accordo tra un privato e pubblico, anche perché io sono fautore dell'idea che la Scala dei Turchi è un bene dell'umanità e quindi deve rimanere all'umanità e quindi deve rimanere a noi la Scala dei Turchi, anche perché lì ho fatto pure una proposta appunto di inserire la Scala dei Turchi come bene dell'UNESCO, quindi è chiaro che ora bisogna però correre perché con l'avvicinarsi appunto della stagione estiva bisogna fare immediatamente luce e riaprire nel più breve tempo possibile questo gioiello al mondo intero.